Un'importante ordinanza è stata emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Padova in un settore che riguarda l'insegnamento e appunto di questo ci parla l'avvocato Giuseppe Aiello, che ne è stato il promotore. Sì, ho avuto il piacere di difendere questa insegnante di Palermo che aveva presentato una istanza di assegnazione a Palermo o comunque nelle province siciliane, e invece era stata scaraventata a seguito dell'algoritmo a Piove del Sacco, che è un paese in provincia di Padova. Abbiamo presentato un ricorso al Tribunale di Padova, alla sezione lavoro, dicendo al Tribunale che la differenza di trattamento tra gradatorie di merito, gradatorie ad esaurimento, che sono le vecchie gradatorie del 2000, e gradatorie di merito del 2012, aveva comportato dei trasferimenti illegittimi, perché nel caso nostro c'erano insegnanti che appartenenti alla gradatoria di merito che con 0 punti avevano scavalcato la mia cliente. Abbiamo prospettato questa cosa al Tribunale di Padova, il Tribunale di Padova nella persona del dottor Della Casa ci ha dato ragione e ha dichiarato l'assegnazione della signora Blandina a Padova come illegittima, perché questa differenza di trattamento tra GAE e GM non è prevista dalla legge, è solo un accordo sindacale per cui non può avere valore nei confronti degli insegnanti. Al di là del piacere anche della giustizia che la signora, anzi nell'ingiustizia che la signora aveva subito, credo che questa ordinanza apra uno scenario nuovo su tutta la tematica delle assegnazioni degli insegnanti, perché c'è in Italia, soprattutto nel meridione d'Italia, queste assegnazioni hanno anche portato scompiglio a numerose famiglie. Quindi un settore importante appunto che riguarda tantissime famiglie siciliane che sono state trasferite appunto in Alto Italia, no? Sì, guardi, questa legge sulla buona scuola per alcuni aspetti è una legge che va salvaguardata, perché comunque ha dato lavoro a 100.000 insegnanti, non lo dobbiamo dimenticare, ha stabilizzato 100.000 insegnanti, però la questione dei trasferimenti secondo me va rivista, perché ci sono situazioni anche di carattere personale, di carattere familiare, che vanno tutelate rispetto magari a un giovane di 20 anni, o comunque ci sono dei punteggi che vanno tutelati rispetto a dei punteggi inferiori.